Infatti oggi Borghi d'Italia diventa capoluoghi e vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Bergamo, capitale italiana della cultura 2023, insieme a Brescia. Bergamo si trova a 249 metri sul livello del mare e conta 121.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Bergamo! Il nostro itinerario a Bergamo inizia con il sindaco Giorgio Gori. Allora, presentiamo la città di Bergamo. In due parole così. No, Bergamo è una città che molti devono scoprire, perché l'idea è che questa città sia il capoluogo di un territorio operoso, manifatturiero, ricco, tutto quello che volete, ma non particolarmente apprezzabile dal punto di vista estetico, e invece chi viene scopre una città meravigliosa. Me lo dico sinceramente, non solo perché sono il sindaco. È una città che ha un'eredità molto stratificata di epoche storiche, quindi con architetture, palazzi, monumenti, importanti pinacoteche, raccolte d'arte, e che ha anche però la dinamicità, la freschezza di una città molto vocata all'innovazione e al futuro, in cui ci sono più di 20.000 studenti universitari, per cui tanti giovani, una vita culturale particolarmente ricca, buona tavola per chi la sa apprezzare. Diciamo che sono due città in una città, perché poi abbiamo Bergamo Alta e Bergamo Bassa. Sì, infatti questa è una cosa che più o meno tutti sanno. Quando dico sono di Bergamo, la replica è: ma sei di sopra o di sotto? Io sono nato di sotto e adesso abito di sopra. La città ha due centri, uno è il centro storico sul colle, che risale ai Celti e poi ai Romani e poi al Medioevo eccetera, invece poi un centro moderno dell'inizio Novecento molto elegante, che è quello su cui abbiamo lavorato in questi mesi per rinnovarlo, per farlo trovare perfettamente pronto per l'appuntamento del 2023. Delle mura che sono bene UNESCO. Le mura veneziane, costruite appunto dalla Serenissima, sotto la quale Bergamo è rimasta per diversi secoli, ed è molto forte l'impronta della Repubblica Veneziana. Il leone di San Marco ricorre in tanti punti della città. Costruirono queste mura che nel 2017 abbiamo portato nel patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Siamo anche città creativa UNESCO per la gastronomia, questo meno persone lo sanno. E qui c'è la casa natale, ma anche il teatro del grande Donizetti. Gaetano Donizetti è uno dei 5 compositori più rappresentati al mondo ancora oggi, uno dei grandissimi dell'opera italiana. È nato, cresciuto, ha studiato in questa città, partendo tra l'altro da umilissime origini, e ci ha lasciato dei capolavori che sono il cuore del Donizetti Opera Festival, cioè di un festival che è nato 6-7 anni fa ed è diventato in pochi anni uno dei più quotati in Europa. Bergamo è anche una città illuminata, specialmente in questo periodo. La città illuminata è il titolo che abbiamo voluto dare all'anno in cui noi saremo, insieme a Brescia, capitale italiana della cultura. Una città illuminata è una città scintillante, questo vogliamo essere, anche una città divertente, è una città però anche di mentalità aperta, capace di apprezzare le diversità, una città che fa da riferimento per il suo territorio, un po' come un faro, diciamo, nella nebbia. In questo periodo in cui ci sono tante difficoltà è un punto di riferimento. E come avete pensato questo anno? Ci vuole presentare qualche iniziativa tra le più importanti? Difficilissimo, perché sono 500 i progetti sui quali stiamo lavorando, quindi abbiamo fatto una chiamata alle armi, contattando tutti i soggetti, non soltanto i mondi della cultura, che sono quelli più immediatamente riportabili. Ovviamente ci sarà molto di questo, il calendario è già in parte visibile sul sito Bergamo Brescia 2023, ma anche le rappresentanze del lavoro, il terzo settore che in questo territorio è particolarmente forte, quindi abbiamo chiamato tutti quanti a sviluppare progetti innovativi in collaborazione
collaborazione con i cugini bresciani, tant'è che il 70% di questi progetti nasce dall'inizio dall'associazione di soggetti bergamaschi e bresciani. Per darle un dato, insieme sono il quarto territorio in Italia, dopo Milano, Roma e Torino, dell'industria culturale e creativa, e uno non lo penserebbe, appunto, avendo in testa l'idea soltanto della fabbrica e del lavoro manifatturiero. Invece c'è molta creatività e molta cultura. Un altro marchio di Bergamo, e lo vedo sul gonfalone, è Bergamo Città dei Mille. Città dei Mille perché Bergamo fu la città che più di ogni altra contribuì alla costruzione della spedizione di Garibaldi volta a unificare il nostro paese, e quel marchio è rimasto come una specie di sottotitolo per la nostra città. Poi incontreremo anche il vescovo, ma a Bergamo è interessante anche l'itinerario religioso. Lo è molto. Lo è per profonda cultura religiosa di questo territorio, che oggi secondo me per esempio è alla base di quel volontariato solidale, di quella cultura della solidarietà. In più c'è un episodio nella storia recente di Bergamo che è la nascita di Giovanni XXIII, che proprio a pochi chilometri da Bergamo, sotto il monte, ebbe i suoi natali. Sarà l'anno del 60° del Concilio Vaticano II, sarà secondo me anche un anno di riflessione ma di valorizzazione di questa straordinaria eredità, e quindi anche le due diocesi insieme si sono messe al lavoro per costruire degli itinerari sulle orme, sulle tracce dei due papi. Ma che cos'è Bergamo per Giorgio Gori? È la città in cui sono nato, in cui sono nati i miei figli, in cui ho la fortuna da più di 8 anni di fare il sindaco, cioè per me è casa, ed è una città che ho l'onore di servire e che ho l'orgoglio di poter raccontare oggi a lei, ma spero a tante altre persone che non la conoscono, perché davvero è comoda, è a 50 km da Milano, ha un aeroporto efficientissimo che collega con tutta Italia e tutta Europa, è una meta quindi facilmente accessibile ed è una grande scoperta. E poi c'è una funicolare anche, anzi due. Ci sono due funicolari perché il collegamento appunto tra Bergamo Bassa e Bergamo Alta uno la può fare anche a piedi e fa bene, ci sono tante scalette, tanti itinerari pedonali, però ci sono anche due impianti, il primo porta in Città Alta e una seconda funicolare ancora più in alto nel Colle di San Vigilio, che è il punto più elevato della città. È anche la capitale del ciclismo, qua sono nati tanti ciclisti, tra cui Felice Gimondi per esempio, e siamo il teatro ogni anno di una manifestazione, forse la manifestazione italiana più importante dedicata alla ciclabilità elettrica, che si chiama Bike Up. Abbiamo vinto quest'anno l'Urban Award per la mobilità ciclabile, per tutto quello che abbiamo fatto per promuovere la bicicletta in città, e non era banale perché se uno va in bicicletta a Ferrara, per dire una città completamente piana, è più facile, o ad Amsterdam, andare a bicicletta a Bergamo comporta qualche fatica in più, e infatti è per questo che la bicicletta elettrica ha tanto successo. Qual è il consiglio del sindaco Giorgio Gori al visitatore per meglio leggere, tra virgolette, Bergamo, capitale italiana della cultura 2023? Il suggerimento è quello di prendersi almeno un paio di giorni, cioè la città è così ricca. 2 giorni sono secondo me il minimo, forse anche 3, per godersi la città, quindi non un toccata e fuga, ma qualche tempo in più, e visto che Brescia è a pochi chilometri da qui, a quel punto vale la pena metterla insieme e godere delle due città. Tra l'altro uno degli appuntamenti più significativi vedrà le due città abbinate, la Festa delle Luci, promossa da A2A, che ci consentirà di punteggiare i luoghi più belli delle nostre città di installazioni luminose create dai più grandi designer del mondo. Grazie al sindaco Giorgio Gori, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il vescovo di Bergamo. E con gioia incontriamo il vescovo della diocesi di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. Allora, ci presenti la diocesi di Bergamo? Beh, innanzitutto benvenuti nella nostra diocesi. Una diocesi come tante in Italia molto antica, una diocesi che ha una storia di grande intensità spirituale e pastorale. Una storia che è anche molto ricca di parrocchie, ricca di sacerdoti, ricca di opere. La diocesi consta di 387
7 parrocchie. Oggi siamo ancora 670 sacerdoti e quindi la distribuzione, la vicinanza alle persone attraverso appunto la vita parrocchiale è ancora molto possibile, perché il numero dei sacerdoti, che pure invecchiano, è un numero elevato. E poi molte opere che sono nate nel corso dei secoli, perché appunto evidentemente hanno a che fare con la testimonianza della carità, e penso quindi all'accoglienza dei più piccoli, all'accoglienza delle persone più emarginate. Ci sono storie bellissime a Bergamo, anche istituite, guidate o fondate, se volete, da sacerdoti, e poi hanno continuato la loro storia. Penso ad esempio al Patronato San Vincenzo, un'opera che nasce inizialmente come orfanotrofio e oggi risponde alle esigenze dei giovani, soprattutto degli adolescenti, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà in tutti gli aspetti della loro vita. Oppure grandi attenzioni anche attraverso le molteplici comunità religiose, perché Bergamo è molto ricca anche di comunità religiose che si dedicano nell'ambito della disabilità. Opere che hanno a che fare, ci teniamo molto, il vescovo che mi ha preceduto ha fatto delle scelte anche molto coraggiose in ordine alle scuole cattoliche, e quindi ancora una presenza significativa per quanto riguarda queste scuole. Tutto sempre colorato dalla figura di Papa Giovanni. A Papa Giovanni sono intitolati il seminario. Attualmente noi abbiamo ancora la gioia di un seminario minore con una trentina di giovani e altrettanti nel seminario teologico. E poi il nuovo ospedale. Il titolo di questa struttura è Ospedale Papa Giovanni. Veglia su Bergamo Sant'Alessandro. Sant'Alessandro è il nostro patrono. Sì, anche qui c'è una caratteristica, nel senso che sono molte le persone che portano questo nome. Penso anche in Italia, ma comunque a Bergamo sicuramente. E la devozione a Sant'Alessandro è talmente sentita che in città noi abbiamo addirittura 3, sarebbero state 4, una è distrutta, chiese dedicate al patrono nei diversi momenti del suo martirio, che vengono appunto ricordate da chiese, una delle quali è più grande della cattedrale. Usciamo dalla cattedrale e c'è Santa Maria Maggiore, che è uno scrigno di fede ma anche di arte, proprio il bello che ci porta a Dio. Certamente, il bello ci porta a Dio. Devo dire che Città Alta è veramente una perla. Anche in Città Bassa ci sono cose interessanti, ma io vedo le persone, e sono sempre più numerose, che giungono in Città Alta e che rimangono stupite, ecco, dall'insieme di questa città, dall'armonia di questa città, appunto palazzi, chiese che si succedono, piazze, è molto attraente. Certamente Piazza del Duomo abbiamo un confluire di realtà molto belle, insomma vedo che la gente con piacere si ferma anche solo in piazza, il Palazzo della Ragione, la cattedrale, Santa Maria Maggiore e la tomba del Colleoni, che pure è motivo di grande attrazione. Sì, una parola, Santa Maria Maggiore la merita. Io ogni volta che ci entro resto incantato, e incantato anche da come è stata rappresentata la devozione a Maria, cioè qui nel cuore, o se volete nel vertice della città, la devozione a Maria, peraltro appunto affidata anche alla storia civile di Bergamo, perché appunto la basilica è affidata al comune e alla confraternita della Misericordia. Ebbene, dice quanto la devozione e la venerazione a Maria sia forte nella nostra terra. Il messaggio del pastore alla diocesi?
Il messaggio del pastore alla diocesi è questo: Bergamo è una terra che si presenta con le caratteristiche della solidità, e la solidità non solo economica ma complessiva, in un tempo in cui la solidità non è semplice, è molto nutrita anche dalla tradizione, e quindi noi abbiamo quelle famose radici che Papa Francesco continuamente evoca. Nello stesso tempo, appunto, il messaggio che io cerco di consegnare anche attraverso la visita pastorale che sto facendo in forma di pellegrinaggio è di camminare. Noi non possiamo semplicemente custodire le tradizioni, ma a partire dalla loro ispirazione dobbiamo camminare sulle strade del futuro, che poi sono le strade sulle quali ci manda il Vangelo. E lei dice nella lettera pastorale camminare affidandosi ai santi che alimentano la speranza. Certamente, perché camminare è camminare insieme. La dimensione sinodale non è una moda, la dimensione sinodale è qualcosa che ci impegna molto, e camminare insieme non è semplice. Il Papa dice: camminare da soli si va più veloci, camminare insieme però si va più lontano. E quindi camminare insieme, e insieme appunto anche i santi. Non siamo soli, siamo insieme a questo corteo dei santi, che è una buona compagnia per il cammino. Grazie Monsignore, quindi noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Bergamo. Continua il nostro itinerario, qui ci troviamo nel cuore di Bergamo, sotto Piazza Vecchia, e con Samuel Perico, uno chef proprio nativo di Bergamo, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali, altri piatti e anche le tipicità del territorio. Certo. Qua possiamo partire dagli antipasti, c'è del salame bergamasco, la bresaola, abbiamo del baccalà. Il baccalà si fa perché Bergamo è stato sotto la Serenissima e quindi hanno importato insomma il baccalà, che noi lo facciamo alla vicentina, mantecato. Dei primi piatti bergamaschi sono i casoncelli, una pasta ripiena, se ne hanno prime notizie circa verso il 1400, proprio qua in Città Alta. È un raviolo ripieno con carne di manzo e di maiale, un condimento fatto con pancetta e salvia, burro delle valli, il grana padano, e poi noi lo impreziosiamo con dell'amaretto e un pochino di limone per sgrassarlo un po'. Poi abbiamo i missolti, che sono del lago d'Iseo, perché Bergamo comunque è molto vicino ai laghi, è una posizione un po' strategica, vicino a Milano, vicino a Venezia, Verona, ai laghi, abbiamo l'aeroporto, quindi è facile da raggiungere. Si servono con i crostoni di polenta, mais di gandino, mais rosso, polenta cotta all'incirca un'ora in maniera tradizionale, tagliati e grigliati, serviti con un po' di olio e un po' di aceto balsamico. E qui abbiamo il tradizionale paiolo. Qua no? abbiamo il tradizionale paiolo in rame, rigorosamente in rame, sulla fiamma, meglio su un camino, perché la polenta non deve affumicare ma prendere un pochino di sapore di fumo. Abbiamo i formaggi delle nostre valli, perché Bergamo ha il più alto numero di formaggi DOP, sono 9. Qua c'è qualche esempio, c'è un Bergen Blue con la quale abbiamo fatto un risottino con un piccolo gel al Valcaleppio, che sono i vini del territorio. Abbiamo un risotto alla milanese per la regione Lombardia, il coniglio al forno che ogni domenica non può mancare sulle tavole dei bergamaschi, e noi, essendo Trattoria Sant'Ambreo, ci ispiriamo un po' anche alla cucina milanese meneghina, abbiamo anche la cotoletta. E qui abbiamo gli oselis capaci, che hanno una peculiarità. Gli oselis capaci, non potendo più fare gli uccellini, i tordi, si dice scapaci proprio perché sono scappati, e quindi sono degli involtini sempre con pancetta, salvia, rosmarino e poi serviti con la polenta. Poi noi abbiamo anche le polentine, che potrete trovare in ogni pasticceria che si rispetti di Bergamo. La polentina c'è, è un dolce da passeggio, quindi si può acquistare e portare via. E noi abbiamo fatto anche una torta di polenta cotta con della cannella, della noce moscata, dello zucchero a velo, molto appetitosa. Tra le tante eccellenze so che qui a Bergamo è nata anche la stracciatella. Sì, c'è un bar pasticceria sempre in Città Alta, la Marianna, e hanno questa peculiarità che hanno inventato il gelato alla stracciatella. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Ma venite a Bergamo, è facile da raggiungere, è bella, è vivibile, turisticamente è accettabile, non troppa gente, non poca, perché insomma al giorno d'oggi magari sa com'è, si può andare sì a visitare una città, però anche nei dovuti modi, e Bergamo è una città accogliente. Grazie Samuel, Grazie noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a scoprire il museo donizettiano.
E adesso incontriamo il professor Paolo Fabbri, che è il curatore del Museo Donizettiano di Bergamo, e Gaetano Donizetti, insomma, è un po' uno dei cuori di Bergamo. Certamente il più famoso, il più internazionale di tutti. Era molto famoso anche il suo maestro, Giovanni Simone Mayr, un tedesco che però di fatto è vissuto in grandissima parte in Italia e a Bergamo in particolare. Mayr è stato il musicista attivo in Italia più famoso prima di Rossini ed è stato il maestro di Donizetti, in quanto Mayr, che aveva un forte spirito filantropico, ha fondato nel 1805 una scuola gratuita di musica per fanciulli poveri, i quali venivano addestrati per cantare in chiesa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Poi, quando diventavano più grandi, con la muta della voce, perché erano tutti maschi, qualcuno continuava a fare la professione del cantante, qualcuno invece, come Donizetti, che non aveva una gran bella voce, si è messo a fare altro, a fare il compositore, eccetera, così come anche i suoi compagni. Quindi in pratica Donizetti è stato l'allievo e anche il frutto più importante di quella che Mayr stesso ha chiamato la prima covata, insomma, della scuola di musica. E in questo museo abbiamo tutta la storia del Gaetano Donizetti musicista. Anche dell'allievo, direi, perché qui c'è ad esempio il primo ritratto di Donizetti quando ancora non era nessuno. Nel 1811, lui aveva 14 anni, non aveva neanche cominciato a comporre, ma lo vediamo nella sua divisa della scuola che Mayr aveva fatto fare proprio quell'anno, perché questi ragazzi erano poveri. Quindi quando si è sposato Napoleone, che anche qui hanno fatto feste, concerti, eccetera, per dare dignità ai ragazzi che sarebbero andati a cantare una cantata in teatro, gli ha fatto fare questa divisa e lo vediamo appunto in questo quadro che raffigura Donizetti 14enne. Soprattutto qui abbiamo tanti spartiti originali. Sì. C'è molto della sua attività giovanile, qualche cosa anche della sua attività matura. Qui nel museo sono esposti molti manoscritti autografi del periodo giovanile per mettere assieme il pranzo con la cena, perché veniva da una famiglia povera e quindi anche lui e i suoi fratelli, insomma, dovevano darsi da fare. In modo particolare c'è un autografo che è molto interessante perché è un abbozzo della sua romanza più famosa, cioè Una furtiva lacrima, e lui l'aveva schizzato e se lo portava sempre dietro nel portafoglio. Tant'è vero che se guardiamo attentamente si vedono ancora i segni delle piegature di questo foglio che lui teneva in tasca sempre per utilizzarlo alla prima occasione buona, e la prima occasione buona venne quando lui scrisse l'Elisir d'amore. E abbiamo una sezione dedicata proprio alle grandi opere e ci sono i vari libretti. Sì, i libretti che lui ha musicato. In qualche caso lui stesso è stato autore di libretti. Evidentemente lo spirito filantropico del suo maestro Mayr era poi traslocato, insomma, anche in lui. E poi abbiamo anche tanti pianoforti, no? Ci sono i pianoforti che lui ha suonato. Pianoforti, uno in modo particolare che era a casa di suo cognato Antonio Vasselli. Sua moglie era romana e appunto era nella casa, e dice al cognato: non vendere mai questo pianoforte su cui io ho suonato le melodie dell'Anna Bolena, della Lucia, eccetera eccetera. Qui c'è un altro pianoforte anche che lui ha comperato per la famiglia Basoni, che è quella che l'ha ospitato negli ultimi anni e l'ha assistito, insomma, nei momenti peggiori della malattia e poi quando è morto. Grazie professore, quindi il Museo Donizettiano merita senz'altro una visita. Noi adesso continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Bergamo. E concludiamo la nostra passeggiata a Bergamo con Don Mattia Magoni, che è il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Bergamo. Quindi Bergamo, capitale italiana della cultura 2023, insieme a Brescia, e anche voi come diocesi proponete tante iniziative. È stata proprio l'occasione per collaborare con la Diocesi di Brescia per mettere in pista alcuni progetti legati alla cultura. Naturalmente i temi sono stati un po' scelti dall'alto a livello di amministrazione di Bergamo Brescia, capitale della cultura, ma come diocesi, entrambe, sia Bergamo che Brescia, ci sembra di aver qualcosa da dire sui 4 temi proposti. Il primo tema è quello legato per esempio alla cultura come cura. Le nostre terre di Bergamo e di Brescia hanno una bellissima tradizione di quella cultura del volontariato, dell'attenzione ai poveri, dell'attenzione ai malati, in modo particolare
particolare sono state terre colpite dal Covid, con la pandemia, e come diocesi abbiamo pensato in questo anno 2023 di far visitare, di aprire alcune delle nostre strutture di vicinanza, di prossimità, di assistenza, di cura a tutti, di modo che si potesse toccare un po' con mano la carità che la Chiesa riesce a mettere in pista da tanti anni. La seconda attenzione, il secondo progetto riguarda le città natura, e come diocesi ci sembra importante il tema della sostenibilità, di far conoscere la Laudato Si di Papa Francesco, il tema di un'ecologia integrale che dalla natura, intesa come creato, si prende cura poi anche delle persone perché non siano degli scarti, e quindi ci saranno delle mostre, ci saranno delle conferenze per sensibilizzare sul tema di un'ecologia integrale. Il terzo tema riguarda le città dei tesori nascosti. Bergamo, Brescia non sono Roma, non sono Firenze, però hanno dei piccoli gioielli disseminati qua e là, sia a livello paesaggistico che a livello architettonico, artistico. Siamo qui in una chiesa magnifica, c'è il confessionale del Fantoni che è una catechesi in formato ligneo. La bellezza della nostra città e dei suoi dintorni è poter offrire la possibilità di venire a scoprire dei piccoli tesori, delle piccole perle disseminate tanto nella nostra città quanto nel nostro territorio, e sono per lo più dei gioielli, come diocesi pensiamo, che appartengono alla nostra tradizione di fede, vengono dalla fede di una cultura, di un tempo, della gente semplice che attraverso queste attenzioni ha pregato e ha custodito il patrimonio della fede e della tradizione. L'ultimo progetto, il quarto, è legato alle città che inventano. Bergamo e Brescia sono rinomate anche un po' per il tema della loro ricerca, dell'attenzione universitaria, del mondo dell'imprenditoria e del lavoro, e come diocesi ci interessa fare un focus, aprire una riflessione sul tema dell'intercultura a tutti i livelli, sul tema della cooperazione sociale, sia con i ragazzi della scuola primaria che con quelli della secondaria, portare avanti progetti di inclusività e di conoscenza, sia anche con i ragazzi e i giovani soprattutto dell'università. Un corso attento alla cooperazione internazionale che poi potrà sfociare in un viaggio estivo. Queste sono un po' le iniziative che ci piacerebbe mettere in mostra a tutti durante questo anno di Bergamo Brescia 2023, capitale della cultura. Vogliamo chiudere allora con un invito? Venite a Bergamo, se passate sapete dove trovarci, noi vi aspettiamo a braccia aperte, ci sono tanti tesori, piccoli e meno piccoli, vi aspettiamo. Grazie a Don Mattia, e quindi Bergamo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Prossimamente dedicheremo anche una puntata all'altra capitale italiana della cultura 2023, e cioè Brescia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, in questo caso Capoluoghi, potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi da Bergamo vi salutiamo, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza e viva la cultura, viva l'Italia! Aspetta perché